Un razzo lanciato dal Libano ha colpito la città di Mashdal Shams nelle alture del Golan, uccidendo 12 persone, per lo più bambini, e ferendone 19. Israele ha attribuito la responsabilità a Hezbollah, che ha negato però ogni coinvolgimento. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha promesso una risposta severa, anticipando il suo rientro dagli Stati Uniti e convocando il gabinetto di sicurezza. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno condannato l'attacco, con Joseph Borrell che ha chiesto un'indagine internazionale. L'esercito israeliano ha dichiarato che le sirene di allarme non hanno dato abbastanza tempo per mettersi al riparo, sollevando dubbi sull'efficacia delle misure di difesa. La comunità drusa ha reagito con durezza all'attacco. Nel frattempo Israele continua agli attacchi su Gaza, causando oltre 30 morti. Nonostante le tensioni, proseguono i tentativi diplomatici per un cessate il fuoco, con un vertice previsto a Roma. La situazione resta estremamente volatile, con il rischio di ulteriori escalation del conflitto. Giorgia Meloni è in Cina per riallacciare i rapporti dopo l'uscita dall'Italia dalla nuova via della seta, partecipando a incontri istituzionali e al Business Forum Italia-Cina. La missione, che include un incontro con il presidente Xi Jinping, mira a rafforzare i legami commerciali tra i paesi. Accompagnata dalla figlia Ginevra, Meloni cerca anche di affrontare temi internazionali come la guerra in Ucraina. Prima della partenza ha discusso questioni interne italiane, inclusi i vertici RAI, con esponenti del suo partito. La visita è simbolica, segnando il ventennale del partenariato strategico globale tra Italia e Cina e i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Durante un colloquio in carcere, Nicolò Turetta ha cercato di confortare suo figlio Filippo, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, minimizzando il crimine, dicendogli che aveva avuto un momento di debolezza. Queste parole hanno suscitato polemiche con la sorella di Giulia, Elena, che ha respinto ogni tentativo di normalizzare il femminicidio. Le Camere penali hanno criticato la diffusione delle intercettazioni, definendola voyeurismo inutile e pericoloso per i genitori di Filippo Turetta. Il 3 dicembre è stato il primo incontro tra Filippo e i suoi genitori, dopo l'omicidio e la successiva fuga in Germania. Filippo ha espresso preoccupazione per il padre, chiedendo se fosse stato licenziato a causa del clamore mediatico. Nicolò Turetta ha risposto che ci sono stati molti altri femminicidi e che Filippo non doveva sentirsi colpevole perché non poteva controllarsi. Elena Cecchettin ha ribadito su Instagram l'importanza di non ridurre le vittime a statistiche e di rompere il silenzio sulla violenza. Le intercettazioni sarebbero presenti nel fascicolo del caso, probabilmente non influenzeranno sul processo che inizierà il 23 settembre a Venezia. Nicolò Turetta ha anche incoraggiato Filippo a essere completamente onesto con i suoi avvocati. Un tragico incidente a Chioggia, domenica 28 luglio, ha visto due giovani moldavi di 20 e 25 anni perdere la vita dopo che la loro auto è finita in un canale. La polizia di Chioggia e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per salvare una terza persona, un 33enne moldavo, ora in condizioni critiche. L'ipotesi di una quarta persona coinvolta non ha trovato riscontri. L'incidente è avvenuto probabilmente intorno alle 5 o 6 del mattino, con l'auto che potrebbe aver colpito un albero prima di cadere nel canale. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, i due giovani non sono sopravvissuti. La Via Appia è diventata il 60° sito italiano riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Benevento, descritta come crocevia storico di popoli e istituzioni, celebra questo riconoscimento che segna un secondo traguardo UNESCO, dopo il complesso monumentale di Santa Sofia. La candidatura, sostenuta dal Ministero della Cultura e diverse istituzioni, sottolinea l'importanza storica e culturale della Via Appia, un'opera ingegneristica fondamentale per gli scambi tra Roma e il Mediterraneo. Celebrazioni e iniziative culturali sono previste, inclusa una mostra fotografica, ed eventi organizzati dai comuni della Via Appia per promuovere turismo, cultura e sport. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, esprime orgoglio
per questo risultato, evidenziando il valore storico e identitario della Via Appia, che continua a unire territori e culture.